like the talk of the town, yeah. I'm a freaky when you walk, when you run, come around. Easy now, no need to go down. Walk when you run, come around. Easy now, no need to go down. Need to go down. Walk when you run, come around. 'Cause know you're the talk of the town, yeah. When you run, come around. Lo spettacolo Rosa di Sera, chi ha coraggio salga, sta per cominciare. Vi ricordo che questo sarà uno spettacolo di beneficenza e le offerte raccolte saranno devolute all'associazione Una stanza per un sorriso, che ogni giorno porta conforto e bellezza ai pazienti oncologici. Vi consiglio di tenere i telefoni accesi, con la suoneria al massimo. La qualità dello spettacolo probabilmente potrebbe solo che giovare. Vi rammento inoltre che i cestini per le offerte sono situati in prossimità del punto ristoro. Non ci sarà maltrattamento né sfruttamento di nessun questuante. Siete comunque pregati di essere generosi. La causa è davvero buona. Da ultimo, ma non meno importante, chiunque volesse presentarsi ed esibirsi è pregato di rivolgersi alla regia per coordinare lo spettacolo. E allora apriamo ufficialmente le danze e facciamolo presentando colei che tutto lo showbiz ci invidia, il muso ispiratrice di poeti, cantanti, attori. Solo per citare i più famosi: Petrarca, Nek, Goku. Ecco a voi Laura! Buonasera signori! Buonasera a tutti! Certo che questa sigla da circo proprio, A tutti i giullari, buonasera! Un applauso, grazie a tutte le istituzioni! Allora signori, sono orgogliosamente felice e contenta di andarmene. No dai, stavo scherzando. Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione speciale di Rosa di Sera. La corrida del sorriso, ovviamente. Una serata piena di musica, risate e un pizzico di follia. Ah, scusate, da notare la professionalità di questa persona che avete sul palco, grazie, su un foglio di carta, proprio. Allora, il tutto per una causa davvero importante, e lo sappiamo tutti: raccogliere fondi per l'associazione Una stanza per il sorriso, che ogni anno porta conforto e bellezza ai pazienti oncologici. Vi ricordo sempre e durante la serata, perché devo dibattermi su questo discorso, troverete in giro nello stand continuamente delle cassettine per le offerte che andranno devolute per la stanza per un sorriso. Grazie. Grazie mille Elena, grazie per aver montato tutta questa cosa, davvero. Sì, assolutamente. Allora signori, stasera non si vince nulla, ma si guadagna tutto. Un applauso, un sorriso, un po' di amore da condividere. E quindi non potevo fare tutto da sola, avevo bisogno di una stampella, di un paletto, di un amico, di un favore, di tutto di più del mio caro compresentatore Andrea. Facciamo un applauso al caro e Buonasera Andrea, a tutti. Grazie. Vada lei. Arrivederci. Vada che ho già Allora, preparato le fosse qui l'hai fuori già scaldato? per la grande figura che faremo stasera. Perfetto, Però a ottimo. noi non ci interessa nulla perché siamo qui per altro. E siamo per raccogliere fondi. assolutamente Giusto? sì. E soprattutto non siamo del paese, quindi Ma chi ce ne frega? appunto. Io ho solo la residenza, del resto nessuno mi conosce. Esatto. Per fortuna vostra.
Esatto. E allora, che ne dici? Cominciamo? Cominciamo presentiamo a il sorridere nostro un po', primo a ridere un po', Scatenato. a prendere per il culo se vogliamo anche un po'. Un po'. E, il fondamentale, mi ricordano dalla regia in cuffia, che gli applausi, i fischi, i rutti, le urla, le cose siano e vengano fatti da voi, insomma, solo quando la luce del semaforo... Siamo regolamentati da un semaforo, eh? Lo vedete? Lo vedete? Funziona Ce la tutto. fate? Buono, molto bene. Perfetto, quindi potete scatenarvi solo quando la luce sarà... Bravissimi. Un applauso a voi stessi, grazie. Bravissimi, avete capito il meccanismo. Benissimo, allora non indugiamo ulteriormente e presentiamo Ivan Rizzotto. Scendiamo nel cuore del nostro Sud Italia. Vieni caro, vieni, non Ed aver è- paura, non temete, non temete. Un applauso, grazie, per i nostri primi concorrenti, Buonasera. Che è- Allora, mettiamo i puntini su lei. Se io vi dico fate un applauso, fate un boato per cortesia. Grazie. Gentilissimi signori. eh, E che cosa ci mostreranno? Che cosa ci questi mostreranno? due concorrenti Non lo della so, corrida? dovrei saper. Va bene, lo leggo allora. E allora energia pura e tamburello che chiama. Quando Ivan danza il palco si infiamma. E ricordate che se vi viene voglia di danzare e ballare è normale. È la pizzica che entra nelle vene. Un applauso scatenato per Ivan. Prego con la vostra esibizione, signori. Caidini nella mia, i dini nella mia, una casunata. Mentre che la guardai la dini in mente, mentre che la guardai la dini in mente, come una ciccionnanina, nina, come una ciccio mi spari dinanzi, mi mise a domandare tu
Un grande applauso per Ivan e Monica. Monica. Ce la fai Ivan? Vuoi una bombola di ossigeno Ivan? Me lo insegni Ivan? Grazie. Così devo dimagrire? Ciao Ivan, ciao. Sono Ferma già che non so se il dimagrita. palco sia certificato. No, state un attimo qui sul palco per cortesia. Siete residenti a Catania? Quasi a Catania. 7 ville. Molto bene, tipico del nostro paese questo balletto, giusto? Assolutamente. Dove l'abbiamo imparato? Nelle Malghe? Dove? A Catania? Su al Piz. Ah, Malga Piz, giusto? Qualche ora fa da lui prima in palestra. Molto bene! Signori, un altro grande applauso ai nostri ballerini di Pizzica, grazie! E comunque volevo ricordarvi che al semaforo verde avete preso uno scrosciante applauso. Poderoso, aggiungerei. Complimenti. Bravissimi! Avete rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Grazie mille. Bene signori, se questo non vi è abbastanza, adesso prego. Lei con quel dito malato non vi deve segnare, ha capito? Solo diti buoni, per cortesia. Guardi che non sono io quella che dorme sulle affettatrici, glielo ricordo. Molto bene. Ma comunque siamo della stessa stirpe, i mattoniti. Bene, passiamo al secondo concorrente. Secondi caro concorrente. Andrea. Secondi mi sembra, sì, perché secondi. Siamo in due qui. Sì. Adesso Dobbiamo dare- andiamo a presentare Mauro Ottone con Monica. Monica chi, mi scusi? La Monica fate di gli affari prima? tuoi. Lei è imperterrita, mi sembra. Alla signora piace fare la corrida e a noi non sembra nemmeno vero. Ah, trasmissione, molto bene, adesso gliela facciamo fare le trasmissioni. Bene, arriva come un gentleman sul palcoscenico l'uomo dal bicchiere sempre mezzo pieno, Mauro Ottone. Un grande Prego. applauso. Più Cerca- grande. Cercasi disperatamente Bravi. Mario Ottone. Non vi è nessun Mario Ottone. Andiamo all'ufficio anagrafe, signori. C'è solo Monica. Arriva dopo. Molto bene, molto bene. Sta cosa non me l'avevano spiegata. C'è sempre qualche disguido nella diretta. Un applauso alla diretta. Grazie. Sempre molto presenti, grazie. Non fate troppa fatica. Ci presenta la sua irresistibile scenetta ispirata a una pubblicità del whisky, dove l'eleganza incontra l'ironia e la risata è garantita, anche senza ghiaccio. L'hanno rotto prima. Abbiamo già rotto il... mi veniva da dire un'altra cosa. No, non Però ancora. dico ghiaccio, non ancora. che abbiamo rotto il ghiaccio. Da Dio, perfetto. Accogliamo con un applauso Mauro e Monica, grazie. Qui sul palco, grazie. Vai. Assistenti alla suoneria. Grazie, 3, 2, 1, spada bam. Buonasera. Avete mai provato un whisky? Un distillato che evoca storie antiche, sapori complessi. Oggi esploreremo insieme il mondo di questa bevanda affascinante. Si dice che il whisky, voilà, si dice che il whisky sia un raggio di sole liquido.
Ma prima di mettermi nei dettagli, è importante sapere che non tutto il whisky è uguale. Jack Daniels, esempio, fa una differenza perché ha un passaggio aggiuntivo durante il processo di produzione. È forte. Infatti prima di essere messo in botti per l'investimento lo spirito viene fatto passare attraverso un carbone di acero zuccherino. Per qualche giorno, per mantenere morbido il distillato. Ma amici, è inutile. Provatelo e assaggiate Jack Daniel, il whisky che non è un solo distillato ma un viaggio. Avete mai provato un whisky? È un distillato che evoca storie antiche e sapori complessi. Oggi esploreremo insieme il mondo di questa bevanda affascinante che dice sia come un raggio di sole. Un raggio di sole. Il resto ve lo spiego dopo. Amici! Chi di voi pensa che il whisky sia un distillato complesso e chi invece lo associa semplicemente ad un bicchiere di alcol? Devo stare dentro lo spot. Ebbene ve lo dico io. Che cos'è? È buono! Buono! Amici, cosa manca per essere felici in questo mondo, Cosa manca? Pensate che il whisky sia una bevanda solo per intenditori? Col cazzo! E voglio svelarvi un segreto. Un segreto? Beh, in realtà per bere il Jack Daniels basta andare a comperarselo.
Grazie. Dov'è? Cari amici, cari amici e amiche, vi ricordo che il nostro amico Jack Daniel, lui fa attorno ai 40-45 gradi, per fortuna, perché se facesse 90 gradi, tac, il bruciore non sarebbe nello stomaco, no? Ma da un'altra parte, ragazzi, vi saluto! Ciao! Grazie a Con Mauro! Sperate del Grazie a Mauro Cazzo! Ottone! Sapete? Però mi resti un attimo qua perché ho un paio di domande da Va fare. bene? Un paio di domande tecniche. Allora, intanto vorrei controllare se questa cosa è veramente Jack Daniel. Io non credo ce ne sia bisogno. Effettivamente è un buon prodotto. Non so se sia stata una buona idea fare tutte quelle Ho una prove domanda oggi, per ma- lei. Ma lei il sabato sera non aveva proprio niente da fare? Un'altra domanda per lei. Questa sera non abbiamo preso il Covid, vero? No, Proprio per niente, una mascherina siccome non ho sarebbe problemi. servita. ho problemi di voce più tossi. Comunque, lei più va a casa tossito. felice e imbriaco? No. Jack Daniel? Va a casa felice e imbriaco? Felice mi piace portare le scale. Dove sono le scale? Signori, io voglio il sabato sera fatto così! Le scale. Un grande applauso a Mauro Ottone. E per l'assistente Monica, che dovrebbe imparare a stare sul divano il sabato sera. Grazie, un applauso! Garantiamo che è sceso dalle scale e non si è fatto Bene, nulla. grazie al nostro omino di fiducia, Manuel. Un applauso? Ma ve lo devo dire. Grande un applauso. applauso. Un applauso a Manuel, che è il nostro assistente, che porta avanti e indietro. Tecnico di che? No, Di vi conviene che? applaudire, altrimenti Dei tavolini, tecnico dei tavolini, grazie! altrimenti scende ed è un problema per voi poi. Ricordiamoci sempre perché siamo qui, Andrea, vai! Siamo qui per ricordare e per fare beneficenza per l'associazione Una stanza per un sorriso. E nel caso qualcuno di noi abbia bevuto troppo e abbia sudato troppo, vi ricordiamo che sono disponibili anche delle magliette presso i punti vendita vicino alle cassette per le offerte, che potete comprare e acquistare per eventualmente cambiarvi o fare quello che volete fare. Voglio fare le serate No, ma tu non eri mica fra le... di Mauro Ottone. Non sei voglio in scaletta, comunque fare. sei di parte, non si può, è il pubblico che decide. Hai ragione. Decide. Però E visto che direi... era talmente felice e contento che io mi sono lasciata prendere la mano. È vero, ma allora ti consiglierei di farti prendere la mano con i nostri prossimi Certo artisti, che sì. le nostre prossime artiste in scaletta, e sono artiste di un calibro, oserei dire, internazionale. E che calibro. Che calibro da... Dopo un prestigioso tour mondiale nel mondo. si sono fermate a 7 ville. Esatto. Pensa un po' che carriera hanno queste qua. E quindi abbiamo oggi l'onore e l'onere anche perché di presentarvi questa sera qui a Sette Ville Sabrina Salerno, che in persona Cinzia. Un grande applauso per favore. Loredana Bertè, che in persona Cristina. E da ultima ma non meno importante Madonna, che interpreterà Laura.
Voglio le vostre parrucchiere, ragazze. Voglio le vostre parrucchiere. In bocca al lupo, il palco è tutto vostro. Attenzione al bagnato che c'è qui attorno, perché qua è successo l'impossibile. Mi sono ubriacata da sola pure io con tutta sta roba, va bene? Buona fortuna. Grazie. Boys. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza. Amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco. Ok, ti capisco, se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritta ad ogni bivio. Va bene, sono pazza che c'è. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola, e sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere. Non mi fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a chiederle. Col cuore che ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. E se in giro è tutto manicomio, io sono la più pazza che c'è. Io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona. Io faccio da sola, e sono pazza di me, sì, perché mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Scusa se ti ho fatto male, forse non sono normale, o forse ¿Cómo podría ser verdad? Last night I dreamt of San Pedro, just
Grazie mio. Oh, dove andate? Aspettate un attimo, vediamo. Abbiamo 3 artiste internazionali di questo calibro e ve ne scappate così un attimo. Cosa vi ha portato? Tanto la figura di merda l'avete già fatta, quindi. Dove volete andarvene? Sul palco. Pupazzetti sul palco Chi è il fan qua? Bravissima. Allora, andiamo per ordine. Sabrina Salerno, quando è cominciata la tua carriera? Bene, grazie. Madonna. Basta. Quando è che vai in pensione? Domani. Molto bene. Loredana Bertè, quando è che finiamo con gli antidepressivi? Va bene, grazie. Grazie. Un applauso alle immattonite degli anni '80. Grosso applauso. Grazie a voi, ragazzi. Allora, Va bene. volevo un attimo tornare. No, io Andrea. volevo fare un plauso, una cosa solo, perché adesso i cantanti del giorno d'oggi, tutti che usano l'autotune, queste cose qua. Bravo. Volevo fare un grossissimo applauso per queste 3 veterane decane della vita che non l'hanno usato palesemente. Nascondiamo, scusa, il tecnico nascondiamo che il sta tecnico. preparando il palco. Grazie, nascondiamo. E quindi bravissime. E volevo aggiungere che se volete capire cosa ha detto Mauro Ottone, potete trovarlo sulla pagina del Televideo 777 di Televideo, perché se non avete chiaro il discorso che ha fatto lo potete trovare lì. Grazie. Benissimo. Comunque, cosa sei? Non era il tecnico dei tavolini? Volevo anche dire un'altra cosa. DJ, basta buttare fumo negli occhi, perché le cose le vediamo benissimo. Basta. Purtroppo le sentiamo, non è il problema il fumo. So che volete non far vedere determinate cose, quindi spruzzate tutto sto fumo qui che non si vede più niente. E dopo Laura attacca Rider. Basta. Non era il tecnico dei tavolini lui, mi pareva. Questo ha lo stile Paolini. Questo è lo Paolini. stile Paolini. Ti manca un paio di occhiali e sei come Paolini. Ma quello è Sempre il dietro le disturbatore. telecamere. Sì, quello che si intrometteva. Vedete questo scenario, signori? C'è lo scenario. Adesso è il momento Piero Angela, qua, o Alberto, come volete dire. Non canto la sigla perché farei bella Questo figura. scenario stiamo preparando perché? Perché voi lo conoscete, questo oggetto d'arredamento post retro moderno, il cosiddetto Molto da moda. larin, il larin, che proviene dalla parola larin, Formaggio finto. formaggio finto, Sacrapomento. esatto. Un E attimo. arriva il duo Manuel Putton e David Andreazza, i fantastici fasolari. 4, i fantastici 4. L'uomo gomma, l'uomo cosa? No. No, basta, no, non sono in loro. due, sono in due. I bipolari, no, Sono quelli non do- sono i bipolari, fasolari. neanche questi. I fasolari. I fasolari. Ecco, i fasolari. Cosa sono i fasolari? I fasolari, io sapevo che erano delle tipo cozze, vongole, qualcosa del genere. Può essere, giusto? Mi dice Bravo. il tecnico che E è cosa giusto. succede con i fasolari? Cosa c'entrano col larin? La musica prende vita, giusto? Lei mi insegna, tecnico, che succede questo, vero? Adesso ci vorranno un paio d'ore solo, state tranquilli, in un paio d'ore ce la caviamo. Tempo che il si stusa il palco è fuoco. pronto, giusto? Sì, no, tempo che si stusa il fuoco, dica. Allora, i fasolari ci faranno fare un tuffo nel passato, ricordando Mario Ceccato, un cantautore di Pederobba, con la canzone Intorno alla Ring, che fu questo. Che per chi non lo sapesse, il Larin, come qui potete vedere, prego, freccette, grazie. Grazie assistente per le freccette. Faccio io. Grazie. È il caminetto utilizzato nelle casere di montagna per cucinare e scaldarsi. Insomma, se volete cantare con noi, il ritornello fa: intorno alla ring, do fete de puenta e un fiasco de vin.
Prego, ripetete, vediamo se avete capito. Siamo tutti svegli! Che bello! Ripeti. Siete proprio nel pezzo. Intorno alla ring, due volte, do fete de puenta e un fiasco de vin. Ce la possiamo fare? Vi aiuto. Intorno al ring. Bene, un pubblico coinvolgente era quello che ci serviva. Sarebbero pronti per la corrida comunque così. Basta con questo fumo negli occhi, vedete cosa succede? Molto bene. È il fiasco del vin probabilmente perché... Siamo pronti? E allora diamo il benvenuto. E allora vi presentiamo Manuel Putton e David Andreazza, la fisarmonica che fa ballare anche i muri. Un applauso signori, grazie. Sa. 1, 2, 3, prova, sì, buonasera, siamo quasi pronti. Speriamo che il tempo perso valga qualcosa. Prova microfoni. Ci siamo? 1, 2, 3, vai. L'ora, darsi in montagna a pascolar, Nina pareja, Nina Scarpón, no estás mentegarte del vin, le vache, le pronte, la bebés la mañana, domani alle 5 se va, le vache, le pronte, la bebés la mañana, domani alle 5 se va. E dopo 3 ore di strada in montagna, ecco arrivati sulla caserma, Nina pareggia la stalla che mi vai a segare sul pra. E dopo cucina gli snar sulla ring, che quando che torna avrò anche fame. E dopo cucina gli snar sulla ring, che quando che torna avrò anche fame. Sega, se spazza, se slarga, se russa, se para strasina, e sol che mette un minuto per arrivare alla sua melodia. Sulla riga e nella cantata, la polenta è pronta ormai, e il taglier l'entocco che aspetta, manca solo che viene formai. Intorno alla ring, do fete de polenta e un fiasco de vin. Intorno alla ring, do fete de polenta e de formai morlai. Se grata, se svicia, se ruma, se tira, se liga, se ingruma, il sole il magna le ore, il grappa se magna il sol, sulla ringa e nella polenta, che le trio per brustolar, segherà nocciada le bestie, e se poi darà magnar, intorno alla ring, do fete de polenta e un fiasco de vin. Intorno alla ring, do fete de polenta e de formai morlai.
primo di che se vai in montagna di sicuro non si fa formai. Il primo di che se vai in montagna di sicuro non si fa puina. E stasera Nina su sul paion, nazione dormista non la cava nessuno. E stasera Nina su sul paion, nazione dormista non la cava nessuno. Intorno alla ring, intorno alla ring, con fede de polenta e un fiasco di vino. Intorno alla ring, intorno alla ring, con fede de polenta e de forma e morla. Tutti insieme! Intorno alla ring, doffete polenta e un fiasco di vino. Intorno alla ring, doffete le polenta e forma e morla. Grazie! Un grande applauso al duo Casolari. Finalmente cose serie. Che sta fretta. Che l'ha da smontare, l'ha da smontare. Ma non da smontare. Qua cosa devi tu smontare? I paillette qua dei piatti. È Ho polenta, capito. non si vede dalla dove. Adesso riveliamo i trucchi del mestiere. Queste sono le spugnette dei piatti. Glielo dico io o glielo dici tu? Però smonti tutta la poesia, era così bella sta canzone, questo pezzo. Intorno alla ring. La prossima corrida gli ha imparato e gli grandi canta anche a Iori. pincioni col vin. Va bene, va bene. Ho bisogno abbiamo- del tecnico. Tecnico? Oh, tecnico. Posso mettermi comoda qui, tecnico, mentre lei smonta tutto quanto l'ambaradà? No, io adesso, Laura, sinceramente... Prego, questo- signori, prego. Li ha svegliati tutti, bravo. Bravo, me li ha svegliati tutti. Li vedo presenti. No, volevo approfittarne, visto che hanno qualche minuto qua di tempo per... No, prego. Prego, fate perché con non so comodo. se hai letto il copione, se sai leggere. No? No? Molto Prego. bene. Ok. Facciamo un po' di casino, sì, scusa. No, nessun problema. Quante distrazioni, porca leggendo, miseria. leggendo il copione mi sono imbattuto in un nome che credo sia il più altisonante che Sabrina Salerno. Madonna, vabbè, cioè, ok. Adesso Però noi sai qua- meglio di me che abbiamo un personaggione. Noi Un qua oggi personaggione. stiamo facendo una corrida. La corrida del sorriso, ricordiamo l'associazione, le offerte, le magliette. Ma abbiamo una persona, un personaggio, oserei dire, che la corrida l'ha Di vissuta spicco. di spicco, di altissimo spicco, che la corrida l'ha vissuta in prima persona. International, tutte sulle TV nazionali, internazionali. Anche su YouTube. È andato anche alla Casa Bianca. No. Come no? Però ce lo può un raccontare. personaggione del genere. Ce lo può insomma. raccontare lui. Prego, E allora un grande applauso. applauso per Max Delle Rose. Ciao Max, tutto bene? Bene, sì. Sappiate che io ho l'autografo Sì. di questo personaggio. Sì, certo. Ah, te lo Certo, ricordi, sì, me lo vero? ricordo, sì. Bene, l'ho appeso in camera. Sì, bene allora. Sì, mi Mi sento- la persona, eh? mi sento una spanna al di sopra degli altri. Certo, perché io ho tu il ce l'hai. autografo Certo. e gli altri no. No. Non lo Comunque, se volete, dopo in uscita, dove c'è scritto VC, grazie, potete farvi l'autografo da Max. Certo. Giusto che sei disponibile? Sì, certo.
Beh, certo, ricordiamo perché tu sei famoso. Perché sono andato alla corrida televisiva e a Tosì che Quella va due vera? volte e a quella corrida, quella vera. In confronto, scusate il francesismo, mi sento una merda. Io intanto in TV non ci sono mai andata. Max, sì. Molto bene, adesso basta con sti violini, perché Basta, sennò siamo di parte, Max. Vero? Cioè, ti stiamo proprio elogiando. Sì, un po' troppo. Esatto. Sì. Gli altri non li abbiamo elogiati No, così. non si può, non si deve fare, se no non è giusto. Io devo fare una domanda da maschietto perché so che ha conosciuto Belen, Sì. giusto? Sì. Cioè, è bella come sembra? No. Porca miseria. E Gerry Scotti? Sì. Beh no, un Simpaticissimo. grande applauso per Gerry Scotti. Simpaticissimo. Simpaticissimo. Certo. Molto bene, molto bene. Ma mi hai detto che hai conosciuto anche la Ferilli? Sì, simpaticissima. Anche lei è molto simpatica. Anche la Maria, tutti. Tutti simpatici. Tranne Mammucari che un po'. Mammucari è noioso. è noioso. un po' così, però. Noi ce la caviamo meglio, Sì, sono certo. pensi sono proprio certo. sì. Comunque, in tutto ciò, ci presenterai oggi 2 pezzi, giusto? 2 brani? Sì, non so se io o 3. 3. Due. A me La dicono gondola 2, veneziana. poi un personaggio così. La gondola veneziana e quell'altra. Va bene? E Fai. allora partiamo. Con? Presentati tu perché sei già meglio di me come. Sì, perfetto. E allora partiamo con Affida una lacrima al vento. Tutto tuo. Affida una lacrima al vento e fa che la porti da me. Il vento mi ha detto sta attento, la tua bella non pensa più a te. Affida una lacrima al vento e nel cielo per me brillerà. È come una pioggia d'argento, il tuo amore mi riporterà. Il vento non mi vuol più parlar di te, piange però non mi vuol dir perché, ma indovino tristi cose scritte con le spine delle rose. Affida una lacrima al vento e fa che la porti da me. Il vento mi ha detto sta attento, la tua bella non pensa più a te. La tua bella non pensa al vento e nel deserto un fiore spunterà. Sarà un miraggio, lo sento, ma sarà bello e ci credo già. Affida una lacrima al vento e fa che la porti da me. Il vento mi ha detto sta attento, la tua bella non pensa più a te. La tua bella non pensa più a te. La tua bella non pensa più a te. Non so che arriva, vero?
stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando io ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non Si usano più, ma questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Max delle rose ti ho portato stasera. Grazie mille Max. Stasera ti ho portato Max delle rose. E adesso- Grazie per questa ospitata, Max. Max, sei unico. Sì, no, Max, aspetta un attimo, perché ho saputo che tu sei un raccomandato comunque qua sul palco. Può essere? Perché tu eri in classe col regista. Ah, vedi tu. Bene, si vedono poi i risultati. Comunque adesso puoi annoverare di aver partecipato anche a questa competizione canora. Quando avete finito di... Abbiamo il piacere di un fuori onda. Fuori programma. Anzi, bravo, un fuori Fuori programma. programma. Fuori onda magari, ma è fuori Siccome non ci capiterà mai più di aver Max delle rose su questo palco, ne approfittiamo per fare un altro pezzo, giusto? No, basta. Ci Avanti. canterà No, Madonnina dai riccioli. La gondola veneziana. Dai, basta. Chi è che dice- No. Come basta? Chi è che dice basta? No. Sì, ma regia, non è che potete inventarvi una cosa e poi non la sa. Mio Dio, ma vogliamo fare il nostro lavoro o no? Molto bene, cerchiamola dopo allora, no? Ce lo teniamo ancora qui un paio di ore. Molto bene, allora Max lo faremo dopo questo pezzo. Grazie. Grazie mille, Un stai applauso qua. ancora per Max Fortissimo. delle rose. Te lo porto stasera. Ma potevi Molto partecipare bene. anche tu a quanto pare. No, io non sono di questi. tanta dissonanza. Prego, no. Sì, il nostro tecnico. Mentre il nostro che ci tecnico prepara il dei palco. tavolini, dei laring. Vogliamo sempre delle querte. ricordarvi perché siamo qui, signori.
Siamo qui per una serata speciale Per per perdere la... raccogliere fondi su fondi e su fondi per una cosa troppo giusta, una stanza per il sorriso. Pensavo dicessi per perdere la dignità, comunque è Beh, giusto io l'ho anche già questo. persa tanti anni fa, non me ne frega più niente, quindi signori, buttatemi pure i pomodori, che magari Purché- anche un'insalata ci Purché capita fuori stasera. doniate poi facciate l'offerta. Esatto, vi ricordo che ci sono le varie cassettine sparse in tutti i stand, no? È giusto ricordare per quale motivo siamo qui stasera. Bene, andiamo avanti con la nostra corrida, signori, E allora, perché c'è da dire che le malvagità non sono finite qua stasera. c'è stato un piccolo spoiler qualche secondo fa. Di nuovo lo spoiler. Tipo? Ma non lo so, io l'ho sentito. No. La riconosco con una. Mi ridà un attimo l'attacco? La riconoscete questa sigla? Lei che sta sbadigliando. Io l'ho vista che lei si sta annoiando, giusto? Ma adesso le proporremo un pezzo fortissimo. Non potrà più annoiarsi, come No, non ci annoiavamo negli anni 90. Perché Assolutamente no. come siamo bravi, Vedo già nel backstage sono gente stati fuori di testa perché... riesumati. Esatto, bravo, Più o meno, insomma, riesumati, ma comunque- caro Andrea. Comunque va bene. Bene, adesso andiamo a presentarvi Sabina, Ferdinando e Cinzia con uno sketch di Casa Vianello. Ci trasferiamo nel salotto più famoso d'Italia, quello appunto di Casa Vianello. In scena Sabina e Ferdinando che ci faranno rivivere l'amore, tra virgolette, la pazienza e la sopportazione eterna tra marito e moglie, con la partecipazione della loro tata. Che noia Sabina, che barba Ferdinando. Prego a voi. Allora, adesso vengo lì e vi sbattocchio come un baccalà. Prego, venga qui. Se lei ha uno sketch da fare, prego, il palco è vostro. Prego signori, a Sabina e Ferdinando. Raimondo, cosa mai sia successo? Non è successo niente. Ma cos'hai? Cos'è successo? Secondo te non è successo niente? No. Guardami come sono Madonna, sono due cerottini, che è? Ma dico io, se via proprio mi spingessi in mezzo alla manifestazione, dico. Ascolta Raimondo, tu non camminavi, ti ho dato una spinterella, sei caduto e ti sono passati sopra. E tu facevi da tappettino, ma fa vedere qua che cosa. Fai vedere. Fermo! Oh, togliamo, non hai fatto assolutamente niente. Ecco, a posto. Guarda, ti sembra di aver qualcosa? Niente, ma sei noioso, sei. A proposito di cose serie, ieri mi hai mandato via la tata. Me l'hai mandata in Africa. E adesso chi è che fa il letto? Sandra. Sono io la soluzione. E quale sarebbe la soluzione? Faccio io il letto. Lui fa il letto. Lui fa il letto. Tata. Sì, tata in Africa. La Tata, ecco la mia tata. Oh, sì. La mia tata. Signor Raimondo mi cercava. Certo, facciamo il letto. E che sarebbe sta roba? Sì. Facciamo il letto. Ma maiale di un Raimondo. E vedi un po'. Ma ti pare? Ecco perché continuava a dire la tata è stanca, mandiamola via, mandiamola in ferie. Povera sta tata. Ecco qual era il problema. Lui voleva la tata questa. E poi che tata? Coi tacchi. Guarda, non zoppichi neanche più. Io questa tata non la voglio. Io questa tata la mando via! Certo che la mando via! Non la voglio! Perché non la vuoi, scusa? La mando via! No. Ma pensa a te! E poi
guarda come ha fatto il letto questa tata. Guarda. E cosa è? Cosa hai letto? È perfetto. Perfetto. È perfetto. Ti il sembra letto. perfetto? Non c'è neanche una piega, guarda. E adesso? Scusi tata, io non ce l'ho con lei, ma venga con me. Non ascolti Raimondo. Raimondo racconta tante di Sandra, quelle cosa frottole. stai facendo? Sono affari miei. Ma perché sono affari tuoi? Dimmi perché sono affari tuoi. Dammi un buon motivo perché la tata debba rimanere qui. Ma ce l'ho io il buon motivo. Guardala, è bella, alta. Scherzo, mi sembra la Venere. Vabbè. Io ho già anticipato anche 5 mensilità. Hai anticipato Certo. 5 mensilità? Sì. Non posso crederci, No. Raimondo. Cosa hai combinato? No, tata. Ascolta, Tata. Raimondo. Io ho la soluzione. E quale sarebbe la soluzione, scusa? Il nostro vicino ha bisogno di una tata. Mannaggia. Sì. Ma porcaccia di Ascolti, quella tata. miseriaccia. Lei? No. Sandrina, ma Guardi, cosa fai? Io la propongo No. al nostro vicino. Tata. Non è come Raimondo. Ma tata. Raimondo racconta un casino, No. cioè racconta frottole. No. No. Il nostro vicino Sandrina, è ripensaci. disposto a pagare tantissimo. Zitto te. Ripensaci. Prego, Sandrina. prego. Vada. Tata. Dica. Tata. Dica che l'ha mandata la signora Sandra. No. Ma, Addio. mannaggia, porcaccia di quella miseriaccia. Ma cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Adesso il letto chi lo fa? Il Chi letto? lo fa adesso il letto? Domani io pagherò il biglietto d'aereo alla mia tata, che ora è in Africa, che torna in Italia. Ma porca Sicuramente ma non è c'è meglio di come è questa tata. No. Sì, caro Raimondo. no, E la tata adesso vecchia. andiamo a letto. Ai. Lui voleva la tata sexy e invece prenderà la mia. Sì. Raimondo, ti sembra che sia successo qualcosa oggi? A me non è successo niente. Che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia, che noia, che barba, che barba, che noia. Sono stufa, Sì, sono stufa. Sì. Buonanotte. E allora un altro applauso! Ferdinando! Io non mi sarei saputo alzare con tanta agilità. E poi Sabina, prego la tata Cinzia! Grazie per questo ricordo. Ha fatto l'infanzia un po' di tutti, grazie.
bellissimo sketch. Mi dica, signora Sandra Mondaini. Siete invitati tutti a casa Vianello, vi offriamo il caffè. Ma certo che sì. Ma c'è la tata? C'è la tata? C'è la tata, c'è Ma la quella tata. in Africa o quella... No, quella che torna, Ah, a ritorno, questa ok. se ne va. E allora stasera non posso. qui Comunque, Vada tata, vada. Vada, andate signori, prego. Grazie a voi. Bene. come siamo messi qua? Quindi che si fa? Quindi Lei cosa sta facendo? Lei, scusi, cosa sta facendo? Lei al mix cosa fa? La pagano per stare qui così? Ah, meno male. Bene, vedo che c'è una folla di gente impressionante. Non ci stiamo più qua dentro, Andrea. no. Quindi, scusate, sempre il nostro tecnico, un applauso al tecnico. Grazie folla, grazie. Grazie che mi riempite il cuore con i vostri applausi. Grazie. Volevo salutare la gente là in fondo. Una standing ovation da là in fondo, grazie. Molto bene, andiamo avanti. cosa? Cos'è che mi state dicendo? Ah, ok, adesso faccio io. E allora puoi abbassare leggermente perché ho ricevuto una notizia un po' triste in questo momento. Maria Vergine, Un po' ancora. Dopo tutto quello che abbiamo passato stasera Sì, con sì, questi concorrenti, un'altra notizia triste. Sì, Molto di male in bene. peggio. Molto bene. E Non ne avevamo abbastanza. Vorrei dedicare ora un secondo di silenzio, basta, Sì, va avanti così tutta. per una persona speciale, molto speciale, che non è potuta essere con noi oggi, in quanto è incampato in un tragico evento a cui tutti noi vorremmo essere immuni, ma al quale purtroppo andiamo, non tutti ma quasi, incontro, che è il lavoro. E stasera doveva essere con noi Filippo, che ci doveva raccontare una delle sue meravigliose barzellette, ma non è potuto essere qua. Quindi intanto lo Un salutiamo applauso con a Filippo che non può essere qua. che non può essere qua. Grazie Filippo che non puoi essere qua. E grazie a Filippo Forse ci hai salvato Filippo che non puoi essere qua. grazie a Filippo che sta lavorando al posto nostro. Bravissimo, bravo Filippo. Io sto bene anche qua. Perfetto, per cui direi che possiamo proseguire Con la il- scaletta di merda che hanno fatto anche stasera. Molto bene. Sì, la laurea non è contemplata, la vendiamo alla fine di questa serata, non la vogliamo più sentire. Perché E- il pubblico è troppo gremito, io non ce la faccio più. Sono in troppi, ho un momento di ansia. Io ho perché un'idea sono su chi l'ha sfinito il pubblico, comunque però non importa. Loredana Bertè, smettila, allontanati dal chiosco delle birre, che sei già strafatta. Te ne devi andare dal chiosco delle birre, Loredana. Col Xanax non fa bene. E allora, cosa dici? Andiamo avanti? Presentiamo per il forza, nostro prossimo sì. concorrente. Vai, ti lascio l'onore. Vado io? Vai tu, che Bene. vedo che sei sul pezzo. Visto che ci dispiace per Filippo, giusto, ci dispiace per Filippo, adesso abbiamo qualcosa di a dir poco sconcertante. A dir poco. La scaletta mi dice che abbiamo il balletto dei Quero People. No. Come no? No. Come no? Tu hai la scaletta non Via aggiornata. la scaletta, non serve più la scaletta, Tu non signori. hai la scaletta aggiornata. Perché la scaletta non serve a un bel niente. Andiamo anche. Io me ne andrei proprio. Dopo Dopo va che... così. Torna! Sì. Per le vostre delizie. Torna Max. Prego Max, facciamo un applauso. No. Scusa, aspetta, scusa, No, no. no. Abbiamo un problema. Ovviamente non servono a niente le scalette. C'è scritto Mauro. Mauro. Finalmente un monologo in cui si capirà qualcosa. Signori e signori, Prego il nostro per tecnico. le vostre delizie e i nostri piaceri, di nuovo sul palco Mauro Uttone! No! E avanti, non serve a un cazzo! Ma perché tutti mi dicono no? È una domanda a me faria, Laura. È ormai assolato.
fatto. Eh no, che serve? ci sono tutti i ringraziamenti, non me li Dopo li ricordo. prendiamo. Ti ringrazio, non me li ricordo. Grazie Elena. Allora, facciamo prima a dire chi cavolo c'è in questo momento? Avete da fare? Io no. Tu segui la Avete scaletta una vita sociale? e ce la possiamo Io fare. no. Quindi me ne sto qui. Non faccio niente. Tanto c'è il mio conduttore, visto che sa tutto lei. Senta tecnico, può gettare altro fumo negli occhi? Grazie. Così non si capirà niente della serata. Ah, devo venire fuori, scusate, mi stavo adagiando sugli allori. Ma dovrò presentarlo a chi c'è adesso. Allora un forte applauso a Mauro Ottone. La compagnia delle Indie. Mauro Ottone e compagni. No. E ora il balletto niente. No. Delle cose che non aspetta prima, anche l'ane, ma Dio video. Manca voce. Spaventoso. Come che ho finito?
Bravi per questa scossante scena! Abbiamo avuto paura laggiù qua Sì, nelle quinte. Abbiamo si è detto qua sentita abbiamo ammazzato male. qualcuno. Cosa le è venuto? Ha preso la scossa. È miracolata fu. Un applauso. Ricordiamoci i nomi. Sabina. Ferdinando. Un grande applauso. Grazie. Prego, grazie. Ruba anche il lavoro al nostro tecnico delle sedie. Grazie. Chi di dovere che dovrebbe fare l'ultimo concorrente stanno ancora ai chioschi. Tra l'altro, adesso con, capia. con pura calma, con tanta semplicità, prendetevela comoda, quando ve la sentite venite qua. Con molta calma, Chiediamo Tanto a Pierangelo nessuno deve andare a lavorare. di fare una cosa difficile che è posare il bicchiere. Dove state andando voi? Dove state andando? Non rimanete qui con noi in nostra compagnia? No, anch'io. Grazie, buona serata. Eccoci. Signori. E quindi abbiamo l'onore e l'onere quest'oggi di presentare un'altra coppia riesumata dai bassi fondi dell'etere anni 90-80. No, ma non altri due, cioè la coppia degli anni 90. Sì. E quindi abbiamo Giada e Pierre che questa sera solo per noi ci canteranno una Prego, canzone potete anche già simbolo. adagiarvi Potete sul venire. palco, Sì. Non abbiate timore, Non mordiamo non abbiate ancora, paura. non ancora. Grazie del scrosciante applauso che emanate dalle vostre panchine, Grazie. Sarà un successo se Pierre non sarà. No, cioè, va bene. Niente, no, magari. No, Prego, no. è tutto suo. Auguri. Grazie. Bicio Tasi. Bravo Sciascia. Quando volete. Bravo, bravo, bravo. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, Ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. Quel sogno che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi.
notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più. un'avventura in più, Su bene. un'avventura. Con questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza arcobaleno, dopo la malinconia che mi prende ogni bugia, dopo tutta questa voglia di sereno, dimmi chi ci sarà. Dopo il sogno delle Hawaii, come tutti i marinai, attraverso questo mare di cemento, dopo un altro inverno che soffia neve su di me, e ho già freddo se non sono accanto a te. Devi crederci, ci sarà una storia d'amore d'un mondo migliore, ci sarà un azzurro più intenso ed un cielo più immenso, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. Dopo il oggi che non va, dopo tanta vanità e nessuno che ti dà niente per niente, dopo tutto il male che c'è nel mondo intorno a me, com'è bello ritrovarti accanto a me. devi crederci, ci sarà una storia d'amore d'un mondo migliore, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci sarà la tua ombra al mio fianco vestita di bianco, ci
corda pizzi. Sarà la ombra di un pianto vestita di bianco. Ci sarà anche un modo più umano per dirsi ti amo di più. Ci sarà una Giada e un Pier che ci canteranno ancora. Ci sarà un altro momento? Ci sarà un altro momento? Io mi auguro anche di no, ragazzi. Si è fatta una certa. Avanti allora, avanti. E allora vi chiediamo l'ultimo sforzo perché la serata sta per giungere al termine, ma abbiamo avuto una richiesta dal pubblico che non poteva essere ignorata. Dal pubblico femminile, Dal pubblico ovviamente. femminile, maschile, da Belen, da tutti. E Sono già pazza di lui. Vi chiedo l'ultimissimo applauso per Max delle Rose che verrà a proporci un ultimo pezzo. Prego, presenta. Dai, Max delle Rose, Gondola veneziana. Quando gli innamorati vogliono amarsi ancora di più, vanno nella città più bella al mondo sul mare blu. Si fanno trasportare dal gondoliere che rema e va, e si odia un dolce canto e una colomba in cielo va. Gondola veneziana scivola sul canale, le coppie innamorate si danno baci, le fai sognare. Gondola veneziana, rifugio dell'amor, gli sguardi e le carezze loro non potranno mai più scordare. Gondoli, gondola, a Venezia l'amor si fa. Gondoli, gondola, a Venezia l'amor si fa. Quanti amori e passioni ardenti hai visto tu, ai giovani sposini tu hai fatto battere forte il cuore, a quegli amori fragili hai dato ancora forza e vigore. La culla sei del cuore che dondolando pian piano va. Gondola veneziana scivola sul canale, le coppie innamorate si danno baci, le fai sognare. Gondola veneziana, rifugio dell'amor, gli sguardi e le carezze loro non potranno mai più scordare. Gondoli, gondola, a Venezia l'amor si fa. Gondoli, gondola, a Venezia l'amor si fa. Gondola veneziana scivola sul canale. Gondola veneziana, rifugio dell'amor, gli
sguardi e le carezze loro non potranno mai più scordare. Gondoli, gondola, a Venezia si fa. 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 Gondolin, gondola, quando è che va via sto qua? Ah! E per finire, l'abbiamo porca fatta. porca la miseria! Ce l'abbiamo fatta, dov'è Gallo? La coppa del nonno questa sera va a Max! Vai Max! Vedo allegria nel tuo volto, però vedo anche tanta sicurezza. Sapeva Allora, già di vincere. Sapeva già, però le finisco a Carioia. Gondola, quando è che te ne vai di qua? Non lo so, ma intanto è là. Qua non ne niente tu intanto. Punto 1. Era rappresentativa la cosa, Max. Grazie. Grazie. La coppa italiana. No, sì. Ecco. Bene, abbiamo ricevuto Tris. Abbiamo una ricevuto richiesta. l'ennesima mazzata, puoi anche L'ennesima dirlo. mazzata e anche una richiesta dal pubblico presente in sala. E quindi mi verrebbe da chiamare Lilli. Lilli, mi dicono? Sta bevendo la birra ignara. L'Inps mi dovrà dare un indennizzo C'è qualcuno- per questa serata, lo sapete, vero? Pronto? Pier? Mandami coercitivamente sul palco. Gondolin, gondola, quando è che si Ce l'abbiamo la base. Dai, che femo notte. Eccoci qua. Il bello della diretta. Ma ma serve il proprio testo. bello. Non serve il testo. Una Come viene, martellata sulle va dita bene. stasera faceva meno male. Per cui, sempre per la serie riesumiamo vecchie glorie. Pronta sul palco Lilli e Pier a questo punto. E che sono pronti per noi di cantarci Azzurro di Celentano. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le stracce, sono solo qua su in città. Cerco l'estate tutto l'anno, un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri e dei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio cantando sale anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. E tu neanche un treno per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. E allora di non avere più risorse senza di te. Si chiude? Sì, grazie. Allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri e dei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino. Basta! Eccoci qua. Ritiro le lodi
Le lodi ai cantanti senza autotune di prima. Ora arrivano serve. a fare richieste. Questo non è il momento karaoke. Facciamo Ok? l'ultima richiesta. Non so cosa mi dice la regia. Ciao amici, ciao. Questa è l'ultima richiesta. Prego, può ripetere quello che ha detto la regia? No. La regia. Può ripetere? Dai, avanti, dai. Karaoke, momento karaoke, signori. Ah, sì, è suo. E allora Dai, no, basta. Dice che Manco no, mal, qualcosa vabbè, di così. bello stasera, basta. Possiamo chiuderla qua? Questo è il momento più bello della Anche corrida. perché c'è Basta. l'off-stage. Basta, esatto. Basta. E allora vai Laura. Allora, adesso seriamente, grazie a tutti voi che avete partecipato, riso, cantato e sostenuto soprattutto una stanza per un sorriso. Un bacio a? Un bacio a? No, vabbè, ciao, sì. Lei mi sta dando un bacio e lei è? Rosanna. Un bacio a Rosanna che è? La presidente della stanza per l'associazione della stanza per il Vedi che il mio collega lo sa, io non lo Sì, perché non sapevo. sei stata attenta prima. Maledetto, andrai all'inferno per questo. Può essere. Rosanna, un grazie a te e un abbraccio. Grazie per fare tutto questo. Grazie a Grazia, Katia, Elisa, Elsa. Un applauso, signori, per favore. Non vi rompo più le palle. Grazie. Un abbraccio. Torniamo a noi. Grazie a tutti voi che avete partecipato questa sera. Riso, cantato e sostenuto una stanza per un sorriso. Perché ridere fa bene, ma far del bene ridendo è ancora meglio, signori. Hai imparato a leggere stamattina? Sì. Ok. Vorrei vedere te dopo una serata del genere. No, per amor di Dio. Non sapevo leggere neanche prima. Ringraziamo la Proloco di Quero. Yeah! I volontari. Yeah! La Proloco di Segusino. Yeah! Il comune di Quero. Elena Mondin. Il comune di Valdobbiadene. Il gruppo sportivo Astra. Tutti gli sponsor. E non meno che dove lavoro io? Dove lavori tu? Non lavoro. Il sbirrificio di Quero. Bene, Andrea, Laura, mi saluto. anch'io ti saluto. Saluto la regia. Alla regia, Omero e Fabio. Omero e Fabio, ciao Fabio, ciao Omero. Perfetto, salutati tutti. Arrivederci, grazie e al prossimo anno. Forse. Ciao Maria, ciao a tutti e Hello Kitty. Che bello andare al mercato. No, volevo ricordarvi che adesso la serata continua con gli hostage che citeranno gli hostage, gli offstage. Questa è tutta oggi che volevo dirla questa. Citeranno in hostage. La musica e la serata continua con gli offstage. Talk of the town.